Quando il morale è basso, quando il giorno sembra buio, quando il lavoro diventa monotono, quando ti sembra che non ci sia più speranza, monta sulla bicicletta e pedala, senza pensare a nient'altro che alla strada che percorri. Allora, un attimo, finalmente è stata dura arrivare, però insomma è dura, Che abbiamo appena cominciato, Ah, sì? Sì. Appena cominciato? Sì. Noi veniamo da Padova, facciamo l'anello, oggi facciamo l'anello dei Colli Euganei. Allora qua è il canale Battaglia. Questa è Villa Molin. Villa Molin, siamo davanti a Villa Molin. Adesso proseguiamo per Battaglia Terme, cioè il museo, visitiamo il museo della navigazione. Poi andiamo a Monselice, l'abbazia, il castello, Este. Poi andiamo a Vò, ci rifugiamo un po' col famoso fior d'arancio. E poi andiamo giù all'abbazia di Praglia e infine arriviamo alle Terme Euganee, un bel bagno, fanghi. Totale sono 60 km, dai. Non è male. 60 km? 60 km. Oh! Ma sei tomato! 60 km! Mi manca fiamme! Attacca così! 60 km! Roberto! Aiuto! 60 km. Roberto! Oh! Aiuto! Non ci sono! Svegliatemi quando siamo arrivati! Aiuto! Non ci sono! Oh! 60 km intorno al perimetro del Parco dei Colli Euganei, il polmone verde della provincia di Padova. Inizia da qui la nostra avventura lungo le ciclovie del Veneto. Itinerari alla scoperta di tesori di ogni genere, un banchetto di emozioni per turisti in gamba. Lasciata Villa Molin, capolavoro dello Scamozzi alle porte di Padova, la direzione è il Castello del Cataio, a Battaglia Terme. E ora tutti quanti pronti? Sull'anello di interessante possono esserci vicino a noi il Castello del Cataio oppure Villa Emo, ma anche le valli selvatiche che sono sempre nella vicinanza di Villa Emo. Poi da non trascurare, uno riesce a fare un giro totalmente attorno all'anello ciclabile dei Colli Euganei e quindi riesce a vedere in tutte le diverse angolazioni i Colli Euganei. Noi ci camminiamo sopra durante l'inverno, ma d'estate vederli da altre prospettive è una cosa interessante, piacevole. Noi siamo un centinaio di soci di questo gruppo che pratica l'escursionismo soprattutto sui Colli Euganei. Da qualche anno, giusto per cambiare un poco, effettuiamo anche delle cicloescursioni sempre nel territorio euganeo e abbiamo approfittato della costituzione dell'anello dei Colli Euganei per imparare a percorrerlo.
Siamo a bordo di una barca che si chiama Caorlina. Caorlina perché? Perché veniva da Caorle, naturalmente serviva la città di Venezia come vettovagliamento, come rifornimento, insomma, per la città. Addirittura anche l'acqua dolce. È una barca a fondo piatto, una barca a 6 remi, adesso stiamo navigando in 3 ma si può vogare a 6 remi. Stiamo adesso navigando sul canale di Battaglia Terme. L'associazione Circolo Rimiero Il Bisatto è nata una ventina d'anni fa. Naturalmente 20 anni fa qualcuno diceva andiamo piano perché sennò diceva un circolo remiero in terraferma è qualcosa di assurdo. E invece siamo partiti 9 persone, i soci fondatori erano 9 persone, 9 persone che erano considerate dei pazzi a quel tempo là. Oh, allora. Oh! 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 E che ne so mi? Oh! Ecco! Salta! Vai! Vai! Ecco! Dai! Andiamo in bici? Diciamo che a Battaglia Terme, essendo stato il tempo negli anni 50, anche prima, un piccolo centro fluviale, c'era la navigazione interna e noi più o meno siamo nuovo gare perché mi non so parlare e diciamo che siamo tutti figli di ex barcari, gente che come mestiere faceva il trasportatore via d'acqua, non c'erano tanti camion una volta. Noi facciamo attività di proselitismo anche sulle scuole e noi siamo anche diciamo, entusiasti perché fra i 120 circa soci abbiamo un 30% di ragazzi giovani. I Colli Lugani offrono una gamma vastissima di proposte. Per chi ama la cultura, la storia, ci sono le ville, i musei. Per chi ama la natura abbiamo 17 percorsi naturalistici, tutti tabellati. Poi non ultima la palestra di roccia del Rocca Pendice, dove appunto il turista che ama arrampicare trova sicuramente un'offerta importante. La palestra di roccia del Rocca Pendice è di proprietà dell'ente parco da 2 anni. Adesso la stiamo migliorando, la stiamo mettendo in sicurezza con l'aiuto del CAI di Padova.
Sui remi! Non ce ne rendiamo conto di questo patrimonio che abbiamo, perché solo andandoci dentro, vivendolo, noi veniamo adesso appunto da questa iniziativa sull'anello ciclabile che ha visto molti turisti avvicinarsi ai colli e sono rimasti entusiasti da alcuni angoli che ci sono, che non sempre magari sono conosciuti e pubblicizzati.